già in passato la mia scelta personale è di accettare una sfida e lavorare in una società dove professionalmente posso fare il direttore sportivo. Non ho mai più voluto decidere in base alla categoria, ma la prima mia scelta è sempre stata il modo in cui una società, un presidente o una proprietà ha bisogno di una figura che può fare il direttore sportivo. Si presenta così il nuovo direttore sportivo del Calcio Padova, Sean Sogliano, un passato da difensore e poi da dirigente in molte squadre di A e di B. Con i vertici biancoscudati ha firmato un contratto triennale, sottolineando come questa scelta sia legata alla progettualità a lungo termine che si vuole dare. Ho preferito venire in una società che ha puntato su di me e mi ha fatto entrare dalla porta principale e magari non andare in Serie A e entrare da una porta secondaria. Il nodo da sciogliere ora per il Calcio Padova è la scelta del nuovo allenatore. Sogliano ha sottolineato come abbia messo in chiaro con la società che il suo ruolo preveda la scelta del nuovo mister. Mandorlini o Zironelli, i nomi con più chance, anche se niente è stato deciso. No, il nome non lo dirò mai, cioè lo dirò quando c'è. La rosa di allenatori ce ne sono tanti, nel senso, ripeto, sono allenatori che conosco. Mandorlini abbiamo condiviso delle vittorie insieme, con Zironelli è stato sfortunato perché quando io ho pensato a lui per portarlo a Bari, purtroppo non ha avuto la possibilità di iniziare un campionato che poteva essere per lui importante. La rosa dei giocatori dello scorso anno comprendeva molti prestiti. C'è ancora quindi molto da fare per capire chi resterà dopo la retrocessione. Io penso che certi giocatori in teoria, sai, bisogna parlare anche con i giocatori, perché c'è chi magari non rimane volentieri a fare la Serie C, che invece vuole rimanere lo stesso. Molti giocatori l'anno scorso erano prestiti però, quindi alla fine su quelli secondo me è già più difficile fare un discorso continuativo.